Buona vacanza a tutti, buone vacanze. Qualcuno di voi le avrà già fatte, qualcuno le deve ancora fare, qualcuno magari non riuscirà a farle e gli auguro di poter trovare almeno un momento di riposo, di tranquillità, di ricreazione, come si suol dire. E che siate andati o che andiate o che andrete o che vogliate andare in mezzo alla natura, fra cascate bellissime a mezzo alle rocce, o la natura che si trova anche nei parchi cittadini, con alberi centenari meravigliosi, che siate al mare o al lago, comunque in posti con l'acqua, o in montagna, su vette quasi inaccessibili ai più, ma che tutti possono vedere e tutti possono contemplare, e chi vuol vedere in questo uno sguardo dell'Eterno, dell'Altissimo, e chi non lo vede però sì, può con piacere, può gioire della natura, che sia la natura già segnata dal tocco dell'uomo e che sia un segnale dell'uomo di parecchi anni fa oppure più moderno, che sia fatto da persone famosissime, rese celebri dalle loro opere, oppure da opere fatte da persone semplici, che in tutti i paesi si sono date da fare per costruire le cose quotidiane, che siate persone che siete andati in posti solitari, oppure siete in posti affollati, che abbiate la natura insieme con l'arte sotto gli occhi, oppure l'arte in quanto tale, arte sacra, arte profana, i segni del tempo, i segni della fede, i segni del lavoro, segni che restano appunto nel tempo. Grandi autori, grandi scrittori, grandi pittori, e che poi troviate degli animali che non possono raccontarvi quello che fanno, ma li vedete, animali da soli o animali insieme con gli uomini, che siate sulle orme dei santi di tanti anni fa, santi che hanno avuto una storia, oppure santi recenti che hanno contrassegnato la storia degli ultimi decenni, degli ultimi secoli, che possiate aver trovato dei buoni cibi, belli nostrani, come questa polenta, o abbiate anche trovato da bere qualcosa di buono, che siano primi piatti, piatti unici, gustosi, con pasta fatta in casa, il riso, la pasta, gli gnocchi, quello che volete voi, insomma. E vabbè, la classica pizza, se vogliamo. Un bel brasà con la polenta, con un bicchiere di vin buon, che abbiate potuto o che possiate avere tutte queste belle cose e queste buone cose, insomma, qualunque cosa abbiate, buon periodo di vacanza, e l'importante è avere sempre una strada sicura da seguire. Vi auguri una bella seconda parte del mese d'agosto, una bella festa dell'Assunta, anche se poi domani farò gli auguri apposta, e tanti saluti a tutti. Ciao ciao!